Ed ora la rubrica PD Informa con la sua rappresentante, la dottoressa Francesca Zottis, che ci ha svelato alcune proposte del Partito Democratico in vista delle prossime elezioni. Vediamo. Abbiamo con noi la dottoressa Francesca Zottis, segretario del Partito Democratico sezione Sandonatese. Dottoressa, il Tribunale di San Donà è stato chiuso recentemente e i comuni, le amministrazioni avranno delle spese a causa di questo. Quali sono le novità, le ultime novità? Ma purtroppo non ci sono grandi novità, nel senso sì che hanno deciso di chiuderlo. Il problema è che nel momento in cui verrà chiuso noi abbiamo sempre quei 400, circa 70.000 euro da pagare di affitto annui. E siamo l'unico caso, da quello che so io, in Italia, cioè gli altri tribunali non hanno questo genere di problema, soprattutto i tribunali che comunque andranno a chiudere. Come già detto, l'80% circa veniva prima pagato dal Ministero, adesso è tutta una spesa a carico dell'amministrazione, con un gran punto di domanda, perché per ora risposte non ce ne sono state date. Noi continuiamo a sollecitare la cosa, sia sulla stampa, sia comunque in amministrazione in comune, durante i consigli comunali. Speriamo che a breve venga un po' sciolto questo nodo, anche nell'analisi comunque contrattuale, in un accordo che si potrebbe andare a trovare, o comunque che ognuno si assuma le responsabilità delle scelte che ha fatto in precedenza. Ci sono delle proposte alternative per sostenere questa spesa, delle idee? Ad oggi purtroppo no, nel senso che anche la struttura del tribunale, per come è fatta, c'è chi ha suggerito che potrebbero essere spostate le poste da dove sono attualmente a dove è il tribunale, però il punto di domanda rimane sempre lo stesso, intanto come struttura se è adeguata a quel tipo di servizio e soprattutto se le spese che comunque questa struttura richiede sono sostenibili per esempio da quel tipo di servizio. Per quanto riguarda specificamente la città di San Donà di Piave, ci sono molti lavori in corso, progetti che stanno giungendo a termine, come per esempio la piazza. Cosa ci può dire in più? Ma purtroppo questa piazza, che speriamo sia il centro di aggregazione della città, ma per come è stata fatta troviamo un po' difficile la cosa, stenta a vedere i suoi lavori finiti, sembra che adesso dal 22 si passi ad inaugurarla il 29, ce lo auguriamo soprattutto per i commercianti che stanno perdendo molti soldi, che hanno perso ormai molti soldi. Adesso l'unica cosa che possiamo dire è impegnarci tutti nel fare in modo che diventi realmente un punto di aggregazione, perché fatta in questo modo qua ci sembra tuttora, e ripeto speriamo di sbagliarci perché l'investimento è stato fatto, più una piazza d'armi che un punto di riferimento per la città e anche per chi magari San Donà ci passa e avrebbe piacere di fermarsi, potrebbe fermarsi e fare magari un giro per la città. Per quanto riguarda il teatro Astra invece? Per il teatro Astra è un altro problema, nel senso che è un altro investimento, perché per come è stato fatto noi abbiamo posto alcune critiche, siamo concordi tutti che un teatro serva, però un teatro va fatto nelle dimensioni e nelle modalità in cui è sostenibile fare la spesa. Fatta così come è stata fatta, le notizie che abbiamo noi è che i costi di gestione che dovremmo andare a supportare sono superiori rispetto alla capacità comunque dell'amministrazione e anche eventualmente anche dall'inserimento di un privato che potrebbe gestire quel tipo di struttura. Quali sono secondo voi del Partito Democratico i cambiamenti più importanti che andrebbero affrontati nella città di San Donà di Piave? Il cambiamento più importante è la scelta delle priorità di spesa, nel senso che noi ci siamo sempre battuti verso soprattutto questo indirizzo, perché avremmo voluto comunque che determinate spese anche per l'urbanistica, per gli addobbi della città, che sono belli, nessuno vuole mettere in discussione questo, fossero stati però un po' meno pesanti come investimento rispetto per esempio al tema dei servizi sociali. E l'altro elemento però che ci sembra importante è quello proprio di una San Donà che non accentra, ma una San Donà che sa condividere con il territorio i servizi, comunque l'espansione edilizia, l'urbanistica, in modo che diventi proprio un punto di riferimento e di aggregazione e non di accentramento, che è sempre stato un elemento che ci è stato fortemente criticato e che probabilmente non ci ha neanche permesso di espanderci come potevamo in termini proprio di economia più che di numero di abitanti, e soprattutto avremmo voluto investire di più proprio sul centro della città e eventualmente sul ridisegno delle frazioni come punti anche questi di aggregazione.
Ringraziamo la dottoressa Francesca Zottis e noi ci rivediamo al prossimo appuntamento con la politica sandonatese.